Il governo Draghi ha annunciato 6 miliardi di stanziamenti per contrastare il caro costi dell'energia elettrica, aiuti poderosi, così sono stati definiti da più parti i vari decreti in arrivo per sostenere l'economia, che indubbiamente anche a Venezia e provincia sono accolti favorevolmente. Da Murano, Isola del Vetro, nel centro storico di Venezia, all'intero comparto delle attività artigianali nel Milanese, nella provincia veneziana. L'aiuto è salutato come una prima fondamentale boccata d'ossigeno, un primo passo che però ancora non basta. Rappresento un comparto produttivo dove la parte energetica la fa da padrona e quindi il focus è particolarmente importante. Primo passo ai quali devono ovviamente seguire delle riflessioni molto più ampie sull'argomento energia, fonti rinnovabili, sistemi di approvvigionamento delle nostre imprese, attraverso una rivisitazione, una rivalutazione di quelli che sono i sistemi di emissione delle energie. La situazione è molto delicata, come avvertono gli artigiani nel milanese per bocca di Andrea Dal Corso. Fatto una stima veloce, da agosto, dai primi mesi in cui l'aumento è cominciato a essere sensibile ad oggi, abbiamo calcolato che i costi sono aumentati di circa 5 volte, quindi stiamo parlando di un aumento, di un fenomeno generalizzato e molto molto importante a cui va necessariamente messo un freno, e il problema deve essere risolto alla fonte, con una politica energetica diversa da parte dello Stato, ma anche con un ripensamento generale del sistema di approvvigionamento delle materie prime come gas e energia elettrica.